Buongiorno, buona giornata a tutti, di nuovo con Focus TG, tutte le notizie dalle nostre province con i collegamenti dei nostri inviati. Andiamo subito da Chiara Gaiani a Padova perché c'è un allarme che continua, che dura da diverso tempo sulla fuga dei medici dalla sanità pubblica, dal servizio sanitario. 500 medici sarebbero pronti a lasciare il loro posto di lavoro. Sentiamo subito Chiara Gaiani. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Federico Cibotto ci troviamo proprio all'interno della sede dell'Ordine dei Medici di Padova, la sede storica, dove sta per iniziare una conferenza stampa per fare il punto su vari punti, anche su questo di cui tu parlavi, 500, questo numero confermato dal Presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, Domenico Crisarà, che ha avuto anche ruoli all'interno del sindacato dei medici a livello regionale, dei medici di famiglia, che sarebbero pronti a lasciare il servizio sanitario pubblico per andare nel privato dove le condizioni di lavoro sono migliori. Questo ci ha ribadito. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, la nuova norma che potrebbe essere inserita nella manovra finanziaria, che va a incidere sul rendimento della cassa pensione dei medici di famiglia. Allora, prima di iniziare la conferenza stampa, il dottor Crisarà ci ha rilasciato un'intervista in cui tocca vari punti davvero molto scottanti e molto preoccupanti. Io ti lascio all'intervista del dottor Crisarà, che ricordo è il presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, poi la linea può tornare allo studio. Questo problema delle pensioni ha creato ulteriori fughe di medici, si parla di 500 nel Veneto. Sì, ovviamente rientra sempre in quel ragionamento in cui non si valorizzano i medici che abbiamo nel Servizio Sanitario Nazionale. Questo provvedimento è un provvedimento improvvido, ma che non vale soltanto per i medici, attenzione, perché va a colpire anche un'altra categoria molto sensibile da questo punto di vista, che sono gli insegnanti, che sono ormai diventati queste due professioni, delle professioni che non solo non hanno il riconoscimento economico dovuto per il ruolo che hanno, ma soprattutto non viene più rispettato neanche il ruolo sociale. Stiamo parlando di medici che stanno facendo grossi sforzi di tipo personale e professionale e si vedrebbero anche decurtato di quello che hanno già acquisito e che hanno già fatto. La Regione che responsabilità e che margini di manovra potrebbe avere la Regione Veneto? Beh, guardi, io non voglio insegnare niente a nessuno, però il titolo quinto della Costituzione dà alle regioni l'organizzazione del sistema sanitario, e quindi chi ha la responsabilità di decidere si deve assumere la responsabilità anche dei risultati, indipendentemente da quelle che sono le difficoltà, perché poi alla fine in realtà il problema è che la sanità è stata percepita dalla politica nazionale e locale come un costo e non un investimento, come qualcosa da diminuire e non qualcosa da sostenere. È un problema trasversale, è un problema che ha attraversato 20 anni di governi nazionali e regionali. Quindi qui gente che non ha chi decide in questo campo non può dire io non c'ero o è colpa dell'altro, perlomeno c'è una compartecipazione alle responsabilità. Sciopero il 5 dicembre? Beh, quello per quanto riguarda i medici ospedalieri dipendenti. Lo faranno sicuramente di malavoglia, lo faranno sicuramente sapendo che danno fanno ai pazienti, che danno fanno alla sanità, che complicano una giornata di sciopero, complica la situazione già difficile, e devo dire che è triste che in un paese si debba arrivare allo sciopero per avere garantiti i propri diritti acquisiti. Questo era Domenico Crisarà. Adesso vediamo il durissimo attacco del Partito Democratico in Consiglio regionale con Anna Maria Bigon. Sanità.
Povera sanità, tra medici che lasciano il pubblico per riversarsi nelle strutture private con paghe più alte e turni decisamente meno massacranti, e ora, con la questione dei tagli alle pensioni così come proposto dal governo, i dottori preferiscono richiedere la pensione anticipata e lasciare gli ospedali. In mezzo il vuoto. Anzi, in mezzo un'intera comunità che vede precipitare il sistema sanitario pubblico, perché chi dovrebbe garantirlo in realtà sta facendo il gioco dei privati. Lo dichiarano apertamente i consiglieri regionali del PD Veneto, in testa la vicepresidente della Commissione Sanità, Anna Maria Bigon. Non è che tagliando le pensioni noi mettiamo in sicurezza i nostri medici, noi creiamo un effetto ancora depotenziamento della sanità pubblica, perché i dipendenti se ne andranno ancora di più. Noi crediamo nella sanità pubblica, questo non è il sistema. Soprattutto se consideriamo la carenza di medici ospedalieri nella nostra regione, così come dichiarato dallo stesso presidente veneto Zaia. Abbiamo 3.500 carenze. Noi attualmente abbiamo 8.000 medici, 26.000 infermieri. Siamo al collasso per quanto riguarda la sanità pubblica, perché di fatto conta soprattutto sul personale sanitario e quindi anche per dare risposta alle lunghe liste d'attesa, ma non solo per quanto riguarda le visite specialistiche, ma anche interventi chirurgici e di fatto con questa carenza noi dobbiamo assolutamente mettere in sicurezza. Abbiamo il doppio della media nazionale, quindi il 5,6% di medici che se ne vanno. Aumenterà questa media, purtroppo. Una beffa, conclude Bigon, nei confronti degli stessi medici e infermieri definiti eroi al tempo del Covid. Servizio di Vanessa Banzato, andiamo avanti con la vicenda della docente di origini libanesi nella scuola internazionale di H-Pharma a Catron, che ha postato un attacco agli ebrei con riferimenti a Hitler, che ha scritto nel post, aveva ragione. Poi questa insegnante ha subito chiesto scusa, si è detta sconvolta dal chiasso, dal rumore che ha provocato questo post, ma intanto la polemica era scoppiata e il H-Pharma ha deciso di sospenderla per 10 giorni. È intervenuto anche il ministro dell'istruzione Valditara. Ha postato sul suo profilo Instagram le immagini della guerra tra israeliani e Hamas in suolo palestinese, commentando il video con la frase "andate all'inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei". Di lì a pochi minuti ha cancellato quel post, ma lo screenshot di una studentessa l'ha inchiodata alle sue responsabilità. È stata sospesa dall'insegnamento Hanane Hamoud, docente quarantenne di matematica alla scuola internazionale di H-Pharma Catron, realtà fondata da Riccardo Donadon. Il caso ha fatto il giro d'Italia, al punto che sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. L'odio razziale, ha detto il ministro, e le discriminazioni sono incompatibili con i principi della nostra scuola. Come ministero metteremo in campo tutte le azioni necessarie a debellare atteggiamenti simili. La docente, che insegna a Roncade dal 2021, si è ben presto resa conto di aver passato il limite e di fronte alle autorità scolastiche ha dovuto risponderne. Abbiamo immediatamente cercato di ricostruire l'accaduto, chiedendo all'insegnante la veridicità della notizia che lei ha ammesso, rendendosi conto della gravità del fatto, hanno fatto sapere dalla scuola in una nota. Hamoud ha incontrato per un confronto non solo la direzione dell'istituto ma anche gli studenti, dimostrandosi emotivamente devastata per l'accaduto e scusandosi. La scuola, hanno aggiunto da H-Pharm, ha incontrato i propri docenti e inviato la sua posizione alle famiglie degli studenti, vale a dire la decisione di sospendere formalmente l'insegnante dalle attività lavorative. Una docente in una scuola deve sempre essere più attenta di tutti a che cosa dice, che cosa esprime. Bene ha fatto la scuola ad essere molto dura e molto immediata. Io mi auguro di non dover mai più assistere a leggerezze su fatti che sono quelli che ci riguardano direttamente oggi. Oggi c'è chi vuole l'odio religioso. Da H-Pharm hanno sottolineato che saranno assunte tutte le misure necessarie per garantire il benessere della comunità scolastica. Il riferimento non è solo al clamore che la vicenda ha suscitato, ma anche al timore per la sicurezza del campus di Catron, una comunità di 3.000 giovani. L'accesso all'area è stato blindato, posizionando vigilanti privati agli ingressi. Il tema è estremamente delicato. Il preside della scuola ha condannato il linguaggio estremista della docente, proseguendo: frasi che istigano all'odio sono inaccettabili.
Israele è stata sotto attacco il giorno 7 di ottobre e da quel giorno e dei giorni precedenti, quando magari la nostra attenzione era rivolta altrove, ci siamo resi conto della violenza più estrema, la più efferata contro famiglie e bambini. Ecco, nessuno può trovare giustificazione a quello. Meno che mai questi messaggi possono essere passati tra le istituzioni e dentro il mondo della comunità educante. Servizio di Lina Paronetto, e c'è preoccupazione all'interno del stesso campus di H-Farm, ma anche nella comunità di Roncade per le possibili reazioni dei fanatici che sono sempre in circolazione, anche perché sono arrivati molti attacchi all'H-Farm via social. E allora abbiamo chiesto che cosa sta accadendo e come si cercherà di far fronte a questa situazione alla sindaca di Roncade, Pieranna Zottarelli. In questo momento non siamo preoccupati perché la reazione che è stata immediatamente attivata dalla scuola stessa è stata di condanna netta, di assoluta contrarietà e non condivisione di quanto sciaguratamente scritto sui social in un profilo privato dall'insegnante. Ho letto che la stessa si è dichiarata devastata per quello che ha detto, che non lo rifarebbe più. Evidentemente non aveva assolutamente, e questo è un fatto gravissimo, tanto più che è un insegnante, considerato la portata di quelle sue dichiarazioni. Quindi netta la condanna da parte dell'amministrazione comunale verso ogni forma di violenza perpetrata su chi che sia, ma altrettanto netta anche questa forma di incentivo all'odio e alle reazioni violente. Pertanto mi sono sentita con il prefetto, ma in questo momento la situazione viene monitorata ma non richiede interventi particolari. Direi che è stata pronta la reazione della scuola, dei genitori, è stato un fatto assolutamente positivo. Che le prime reazioni negative verso quelle dichiarazioni siano pervenute proprio dagli stessi studenti, che danno dimostrazione di come i valori di rispetto reciproco e inclusività siano stati fatti propri anche già dai ragazzi. È una vicenda che dovrebbe essere da monito per tutti i cosiddetti leoni di tastiera, anche per i ragazzi che consapevolmente, ingenuamente scrivono cose che poi possono davvero avere conseguenze gravi. Si può perdere il posto di lavoro o essere querelati per diffamazione. Adesso andiamo subito a Mogliano Veneto in diretta da Christian Arboit, perché c'è stata un'aggressione ai danni di un 77enne dopo un prelievo al bancomat. A te la linea, Christian. Sì, buongiorno direttore, buongiorno anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo in via 4 novembre a Mogliano Veneto, a pochissimi passi dal centro, dalla piazza del municipio, sarà a 150-200 metri. Questa è la sede di Intesa San Paolo. Qui a qualche metro il bancomat dove ieri, esattamente 24 ore fa, si trovava Walter Visentin. Walter Visentin che poco dopo il prelievo è stato aggredito di fatto alle spalle da due uomini. Signor Walter, ci racconti cosa è successo ieri proprio in questa zona, a pochi metri da qui? Appena uscito dalla banca ci sono avvicinati due persone, uno in bicicletta e uno a piedi, 20 metri più avanti. Uno mi ha spinto, mi ha strattonato e mi ha preso il portafoglio. Ecco, quindi l'hanno colpita alle spalle, l'hanno spinto? Mi hanno spinto. Ma quello in bicicletta l'ha spinto? No, quello a piedi mi ha spinto, quello ha passato i soldi all'altro, il portafoglio, e basta, e sono spariti via verso... Perché lei quando era a terra sostanzialmente è stato avvicinato nuovamente e le hanno portato via il portafoglio. Portafogli che lei stava tenendo in mano. In mano, pessima mania di tenerlo in mano invece di metterlo in tasca, hai capito? Una pessima abitudine che spesso la moglie Claudia Caneverra le ha contestato. Infatti sempre glielo dico, sempre.
Questa magari non se ne rende neanche conto, ma lui esce dalla banca o dalla posta con il portafoglio in mano. Certo, questo non giustifica ovviamente quello che è successo, assolutamente, perché lei ieri ha preso molta paura, signora. Più che altro, sì, abbastanza, perché sentirti spingere, prenderti le cose tue è una cosa che non mi sta bene, non ce la faccio. Quindi lei, una volta che si è trovato a terra, comunque ha avuto la forza di reagire, si è rialzato ed è andato alla ricerca del portafoglio. E sono andato alla ricerca, sono andato verso le poste. Dalle poste ho voltato a sinistra e per terra in mezzo all'erba, sotto la siepe, c'era il portafoglio vuoto. Lei il portafoglio l'ha trovato, ce lo può mostrare, immagino sia totalmente vuoto. Ecco cosa è rimasto. È rimasto davvero poco. Tra l'altro lei oggi è ritornato qui in banca per fare tutti i documenti, quindi ha un forte disagio. Appunto, questo è quello che è rimasto. Quanto le hanno portato via in termini monetari? No, non avevo tanto, avevo 20 euro. No. Quindi aveva prelevato poco, qualche decina di euro? No. Non aveva nemmeno prelevato? No, non avevo prelevato. Sono andato a depositare fatalità, non avevo soldi, però avevo 30 euro, 25. 30 euro avrò avuto, Claudio. Quindi per qualche decina di euro sostanzialmente lei è stato spintonato. Non sapere cosa ci fosse dentro. Però la stavano osservando, questo è certo. Si vede che uno forse era entrato, era lì dentro che ne so, si mettono alla cassa senza fare niente e guardano la gente che preleva soldi o che esce dalla banca col portafoglio qualche volta come faccio in mano, che non va bene. Perciò. Poi tra l'altro c'è da dire, direttore, che non è un caso isolato quello che ci sta raccontando il signor Walter, perché la scorsa settimana si sono registrati casi analoghi qui poco distante, lungo il Terraglio ci sono anche altri istituti di credito, insomma, quindi probabilmente potrebbero essere le stesse persone. Questo è un sospetto, ma le indagini sono ovviamente curate dai carabinieri che sentiremo nelle prossime ore. Signora Claudia, tra l'altro lei poco fa diceva, siamo stati visitati dai ladri anche recentemente, sì, tutto sommato. Nel 2000, nel 2020 in casa, non hanno portato via niente, però ci hanno rovesciato anche l'anima, tutto. Tutto, ancora adesso quando apro la porta ho sempre la sensazione che sia tutto a suo quadro, purtroppo. E poi, direttore, un altro aspetto che ci raccontavano la signora Claudia e il signor Walter. Ieri forse qualcuno ha visto, qualche passante, perché insomma siamo in pieno centro a Mogliano Veneto, ma nessuno l'ha aiutata di fatto. Nessuno. Sono rimasto da solo, sarà passato uno o due macchine, ma sono andate via dritte, uno in bicicletta che mi ha guardato e basta. Quindi lei era a terra, ma nessuno? Ero a terra e basta. Così è la vita, tutti si arrangiano per i cavoli suoi e se vedono uno così non gli interessa. E questo lascia l'amaro in bocca, signora Claudia, anche perché lei stamattina, noi ci siamo sentiti al telefono e lei ha detto no, io voglio metterci la faccia, noi vogliamo metterci la faccia. Sì, l'ho postato apposta su Facebook perché è giusto che la gente sappia e che stia attenta, soprattutto, che stia attenta a queste cose, insomma, bisogna stare molto molto attenti. Purtroppo è successo a noi e speriamo non succeda più, speriamo, ma ho i miei dubbi purtroppo. Lei oggi, Walter, come sta? No, adesso abbastanza bene, ma questa notte non ho mai dormito e mi viene sempre l'immagine della spinta che essere caduto per terra e non aver fatto niente per questa cosa, è una cosa che non mi sta bene. Una cosa molto ingiusta. Grazie signor Walter, grazie davvero signora Claudia, è stato davvero un piacere, grazie, arrivederci. Allora, direttore, questa è l'ennesima storia che vi abbiamo raccontato, è da una settimana che non facciamo altro, furti in abitazione, è successo a Breda di Piave, quei delinquenti che si sono introdotti alle 6 di sera e che hanno aggredito il proprietario di casa con calci e pugni, e poi ancora gli scippi a Conegliano. L'altro ieri eravamo
siamo a Conegliano, uno scippo in piena mattina alle 7:50 con quella donna che si è introdotta nell'abitacolo di una signora che si stava recando al lavoro, insomma uno stillicidio continuo. Su questo fatto specifico stanno indagando i carabinieri, bisogna capire se c'è una relazione con gli altri casi analoghi che si sono registrati qui lungo l'asse del Terraglio nei giorni scorsi. Per il momento da Mogliano è tutto, da via 4 novembre con Nicoletta Rizzetto, direttore, ti restituisco la linea. Grazie molte Cristian, a te, a Nicoletta, e un abbraccio ai coniugi che così duramente colpiti. In genere sono gli anziani che ci vanno di mezzo, ma poi in realtà non ci sono età che i malviventi preferiscono, perché anche ragazzi, anche persone adulte vengono aggredite quotidianamente. Andiamo per l'appunto a Vicenza, dove un uomo è stato malmenato e derubato di smartphone e di carte di credito da 2 malviventi in pieno centro storico. La polizia ha arrestato 2 pregiudicati stranieri, è stata denunciata la loro complice. Allarme criminalità a Vicenza, è l'ennesimo episodio che si consuma in centro storico. Uno lo ha afferrato da dietro bloccandogli le braccia, mentre l'altro gli ha sferrato un pugno in faccia colpendolo con degli schiaffi in testa. Una volta immobilizzato gli hanno portato via lo smartphone e le tessere bancomat. Tutto è successo in una manciata di minuti. I fatti, secondo il racconto fornito dalla vittima agli agenti della polizia, avrebbero avuto inizio stanotte intorno alle 2:30, quando stava percorrendo Corso Palladio per rincasare. Durante il tragitto, 3 soggetti che lo guardavano insistentemente spaventandolo, al punto da fargli imboccare contrariale. Gli sarebbero poi andati incontro chiedendogli soldi e sigarette. Alla risposta negativa è scattata l'aggressione da parte dei 2 uomini, che si sono poi allontanati verso Campomarzo. Qui sono intervenute 2 pattuglie della squadra volanti che, grazie alla descrizione fornita dal rapinato, che aveva riferito che i 2 fuggitivi erano accompagnati da una donna, hanno individuato il terzetto. Anche in questo caso, come in tutti i gravi episodi successi nel recente passato, le forze dell'ordine sono state in grado di dare una risposta immediata e di assicurare la giustizia ai responsabili. Ed anche in questo caso, come è avvenuto in passato, è stato grazie alla tempestiva chiamata al numero di emergenza 113 da parte della vittima che ci ha consentito di intervenire immediatamente sul posto e di fermare i 2 responsabili più la complice. I 2 sono stati fermati, con loro anche la donna che, malgrado risultasse estranea alla vicenda, è stata trovata con in mano un coltello, poi sequestrato. Arrestati i 2 rapinatori di 30 e 24 anni, entrambi di nazionalità nigeriana, pregiudicati e senza fissa dimora, e denunciata la donna per porto abusivo d'armi. Si tratta di un risultato operativo importante che ci ha consentito di, come si dice, di mettere in condizione di non nuocere 2 soggetti appunto che avevano già creato problemi di questo genere in passato. In parallelo all'iter giudiziario, il questore Sartori ha attivato la procedura per la revoca del permesso di soggiorno e dell'ordine di allontanamento dall'Italia. E ovviamente protestano i cittadini e chiedono maggiore sicurezza non soltanto nell'area più malfamata, che è quella di Campomarzo, ma anche in quartieri come Parco Città e Anconetta. Proprio veramente una tragedia, specialmente per gli anziani, che le donne non possono più uscire. Qua a Vicenza le donne, che io ho una figlia, la lascio a casa perché non può più uscire di casa dopo le 8 di sera, perché è molto pericoloso. Ai miei tempi io andavo a mezzanotte a piedi quando ero giovane, a Monteberico, tornavo indietro quando ero ragazzino, non succedeva mai niente, ma i tempi adesso sono molto cambiati. I tempi sono davvero cambiati anche per Vicenza. Per cercare di garantire un livello di sicurezza adeguato, il sindaco Possamai ha chiesto l'intervento dell'esercito per presidiare le aree a rischio di microcriminalità e spaccio di droga a ridosso di Campomarzo. Potrebbe però non bastare. Quello che i cittadini della zona nord a Vicenza chiedono è la presenza delle forze dell'ordine, soprattutto nelle ore notturne. Sì, ecco, credo che ci sia proprio bisogno. Appunto di qualche vigile o qualcuno che si fa vedere, una ronda. Ecco, qualcosa sì, perché anch'io adesso, se prima andavo fuori a mezzanotte a portare le immondizie, adesso mi preoccupo un po'. Anconetta ha avuto recentemente anche delle chiusure di esercizio causa spaccio di droga.
La microcriminalità è sicuramente presente, abbiamo avuto uno spaccio, anche uno scippo di fronte alla farmacia recentemente, e quindi la presenza del vigile di quartiere è sicuramente richiesta. Villaggio dei Fiori, vale a dire fra via Ragazzi del 99 e viale Fiume, con le due strade più in mezzo. Sono anni che io non vedo un vigile, come li chiamiamo, no? Perché lì, per carità, siamo vicini alla caserma dei carabinieri, però loro... Ultimamente abbiamo avuto tanti riscontri di ladri, perché comunque io in primis, i miei vicini, e comunque più volte abbiamo comunque sorpreso dei ladri comunque che cercavano di entrare al terrazzo oppure anche in casa. Non è solo Campomarzo, ma ci sono varie zone a Vicenza dove lo spaccio esiste ed è anche abbastanza grave, insomma, diciamo. Quindi bisognerebbe che ci fosse almeno un giro di pattugliamento durante la notte. Io non dico presidio fisso, però quantomeno un pattugliamento nelle zone più critiche. C'è stato un accoltellamento a Treviso con momenti di paura all'interno di un kebab di San Liberale. Un cittadino marocchino di 35 anni si è armato di un coltello ed ha ferito un avventore. Ancora non riesce a darsi una spiegazione la titolare del kebab in via Emilia San Liberale. La sera di domenica un cliente abituale è entrato nel locale e senza dire una parola ha preso un coltello ed ha minacciato la titolare del locale, poi ha colpito al braccio e alla mano un avventore. Immediatamente è stato dato l'allarme, sul posto sono giunte subito alcune volanti della polizia. Gli agenti hanno fermato il 35enne di origine marocchina e denunciato per lesioni e minacce aggravate. La persona colpita dai fendenti è stata trasportata in ospedale dove i medici gli hanno riscontrato lesioni guaribili in una decina di giorni. Attenzione pickpocket, è l'urlo di Monica Poli che ha fatto il giro del mondo, è stato ripreso da tutte le televisioni, da tutti i giornali del globo e c'è un nuovo allarme perché i borseggiatori sono sempre in azione a Venezia, si parla addirittura di invasione. La linea subito a Ilaria Marchiori. Sì, buonasera direttore, buongiorno direttore, buongiorno anche ai nostri telespettatori. È proprio come dicevi tu, ma soprattutto ora c'è un fenomeno diverso che riguarda i borseggiatori. Ce lo spiega proprio Monica Poli, che tu hai presentato, quindi non c'è bisogno di aggiungere ulteriori presentazioni. Monica, cosa sta succedendo? Di che fenomeno si tratta e soprattutto questa volta riguarda la fascia serale? Sì, esattamente. Allora, noi abbiamo sempre parlato delle donne, ma il problema era anche quello degli uomini. Adesso c'è un'invasione massiccia di uomini, c'è bande di uomini, ne fanno parte vecchie conoscenze, però sono arrivati anche uomini nuovi di una certa stazza. E sono tanti. E noi siamo collegati anche ai comitati di sicurezza di Milano e c'è lo stesso fenomeno. C'è un passaparola dalla Romania di venire in Italia perché logicamente si resti impuniti perché questa è la legge. Monica, in pratica lei mi sta dicendo che non si tratta più delle ormai famose borseggiatrici incinta, qui la posta si è alzata, è cambiato l'orario, questi uomini presenti e anche di una stazza importante. Sembra che nonostante tutto quello che si stia facendo sia da parte vostra, dei cittadini non distratti, che dalle forze dell'ordine che cercano comunque di fare quanto possono, non è sufficiente, anzi il fenomeno non demorde. No, non demorde per niente, perché le forze dell'ordine noi sappiamo sono in campo di giorno, sappiamo che vengono fermati e comunque gli stessi borseggiatori che ci sono alla mattina continuano il turno serale fino a mezzanotte e li possiamo trovare qui a Piazzale Roma. All'incirca quelli che ci vengono segnalati a noi vanno tra i 10 e le 20 persone e sono parecchie. Ieri
ieri io stessa ero qui e ne ho contati 13 nel giro di 10 minuti, cioè una cosa impressionante. Impressionante. Secondo lei cosa bisogna fare? Agire su 3 fronti, mi diceva. Certamente, intanto questa benedetta riforma Cartabia che non si capisce perché non venga modificata, e poi c'è il problema delle carceri. Le carceri sono piene, però noi cittadini paghiamo la sicurezza, noi pretendiamo la sicurezza, quindi il problema delle carceri è un problema che devono risolvere, e poi la morbidezza di certi giudici e di certi magistrati, cioè devono mettere sentenze, cioè queste persone devono essere punite, anche perché hanno fogli di via, hanno DASPO e vengono presi, gli riviene fatto il DASPO, gli viene segnalato, però sono liberi di rubare. Basta, è ora che soprattutto il ministro Nordio prenda in mano la situazione, perché la cosa è vergognosa. E c'è anche il problema degli stessi concittadini rumeni che qui in Italia lavorano con noi, i loro figli vanno a scuola con i nostri, cioè, ne stanno rimettendo anche loro, perché cittadini rumeni che vengono qui a rubare, cioè loro sono persone... Abbiamo capito, sì, l'appello dunque al Ministro della Giustizia è chiaro. Tra l'altro il Ministro Nordio conosce molto bene la città, perché la vive e l'ha vissuta proprio personalmente, quindi ancora una volta l'appello da parte dei cittadini, dei veneziani, va a lui. Ringrazio Monica Poli, qui da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molto Ilaria, complimenti ai cittadini non distratti e Monica Poli, a tutto il gruppo di persone che fa la sua parte contro la criminalità in aumento. Tra l'altro stasera nei TG avremo l'intervista con il nuovo questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, che ci ha fatto la cortesia di visitare le nostre redazioni a Marghera, e quindi sentiremo da lui qual è la situazione, quale ritiene sia la situazione in questa splendida e delicatissima città. E comincia a delinearsi con contorni più chiari il giallo della morte della signora anziana trovata senza vita nella sua abitazione al Lido di Venezia. Il pubblico ministero ha dato il nulla osta per la celebrazione dei funerali. Giovanna Toforo, morta per cause naturali, comincia ad assumere contorni più chiari. Il giallo del Lido di Venezia, un'anziana trovata circa 2 settimane fa, senza vita, morta da giorni nel suo appartamento in Lungomare Marconi 84. La relazione completa dell'autopsia non è ancora stata depositata. Il medico legale avrà tempo 90 giorni, ma le prime indicazioni dall'esame fanno propendere per cause naturali. L'avvocato Giorgio Pietramala, che assiste il figlio della vittima Giorgio Fornaro, entrato nella vicenda come parte offesa, spiega così. È una notizia di fonte giornalistica che ancora non è stata confermata in via ufficiale. Quando noi avremo l'ufficialità della consulenza tecnica del pubblico ministero, della consulenza autoptica, il Fornaro ovviamente non potrà che essere soddisfatto, anche se relativamente. Perché dico relativamente? Perché il mio assistito ha sempre saputo che la mamma era morta per cause naturali. Il pubblico ministero ha dato il nulla osta alla celebrazione dei funerali. Quando sarà confermata, sgombrerà finalmente il campo da tutte quelle illazioni e quelle ipotesi fatte da alcuni media che volevano, che adombravano dei sospetti sulla posizione del Fornaro, il quale è stato avvisato come persona offesa e rimarrà persona offesa in relazione a quelle determinazioni che il pubblico ministero riterrà di fare. E questo era il servizio di Lorenzo Maier. Adesso andiamo a Pozzoleone, da Sharon Di Carlo in diretta con il presidente del consorzio bonifica del Brenta, perché i fiumi si sono nuovamente ingrossati, insomma si è rischiato molto. Per fortuna i bacini di laminazione questa volta hanno salvato l'intero territorio. A te la linea, Sharon.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Come vedete da queste immagini di Andrea Benetti siamo a pochi passi dal fiume Brenta. Una pioggia, quella di questi giorni, che ha sicuramente preoccupato, creato danni, ma allo stesso tempo ha rinvigorito i fiumi del territorio. E mai come in questo momento torna quindi attuale una questione, quella della Banca dell'Acqua. Noi ne parliamo con appunto Enzo Sonza, presidente del Consorzio di Bonifica Brenta. Buongiorno. Buongiorno. Intanto, come sta il fiume Brenta? Beh, attualmente è in fase normale perché è una portata normale. Abbiamo visto la scorsa settimana, durante le piogge intense, è arrivato a 550 metri cubi al secondo, è una portata molto rilevante. E se andiamo indietro nel tempo, 20 giorni fa, era inasciutta come era inasciutta la scorsa estate. Ma e quindi, come ho detto prima, mai come in questo momento torna attuale il tema delle banche dell'acqua, perché in questo momento si potrebbe prendere acqua appunto per la siccità estiva? Sì, abbiamo visto cosa sta succedendo in giro per l'Italia. Quest'estate in Emilia-Romagna, l'altro giorno in Toscana, e purtroppo non si pensa alle due alternative: troppa acqua e quindi spedirla via velocemente al mare, oppure trattenerla nei momenti di siccità come è successo l'anno scorso, ma ricordo che la siccità si è portata anche quest'anno fino a tutto il mese di aprile, e quindi bisogna mettere in campo tutte quelle opere che servono a mitigare l'eccesso, ma anche a trattenerla per avere la possibilità di utilizzarla nei momenti di siccità. Anche perché abbiamo visto che le opere funzionano, il bacino di laminazione con queste alluvioni è stato fondamentale per il territorio, la salvaguardia del territorio. Sì, dopo le alluvioni del 2010-2014, grazie agli interventi e finanziamenti della Regione Veneto, sono state fatte molte opere. Noi abbiamo come consorzio 5 casse di espansione che sono entrate tutte in funzione e quindi hanno aiutato il territorio a superare quella fase di criticità, però bisogna continuare su questa strada. Stiamo anche investendo molti soldi come consorzio di bonifica per quanto riguarda la progettazione, e la battaglia madre è l'invaso che stiamo aspettando da decenni e che servirebbe proprio nell'ottica di salvaguardare non solo la città di Padova, ma anche avere disponibilità idrica per quanto riguarda l'agricoltura e soprattutto acquedottistica, e parlo del bacino del Vanoi. Vuole spiegare ai telespettatori di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un'opera che metterebbe in sicurezza tutta la vallata del Brenta a partire da Vastagna fino al Veneziano, e non solo per metterla in sicurezza tutto questo territorio, ma che andrebbe anche a soddisfare le esigenze del mondo agricolo, ma soprattutto le esigenze idropotabili. Abbiamo visto l'anno scorso gli acquedotti andare in sofferenza, i nostri pozzi del consorzio che prelevano dalla falda asciugarsi, e quindi anche i cittadini dover ricorrere alle autobotti per soddisfare i bisogni per quanto riguarda l'acqua potabile. Ma a che punto siamo con questa opera? Stiamo facendo il progetto, e il progetto poi dirà se si può farla e quando farla e chi la farà. Cioè non è il compito del consorzio dire la facciamo o no, è una questione politica che la risolverà qualcun altro. Noi abbiamo il compito di sottoporre dei progetti che siano validi, che siano sicuri, e quindi qualcuno poi deciderà cosa da farsi. Incrociamo le dita allora. Molto d'accordo. Ringrazio il presidente Enzo Sonza. Direttore, per il momento è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie molte, grazie a Sharon Di Carlo, al presidente. Adesso passiamo dall'acqua al fuoco. C'è un caso davvero molto particolare a San Zeno di Cassola. Il giovedì ci sono in un'azienda degli incendi. Vediamo sempre il giovedì, vediamo di cosa si tratta. È il terzo incendio nel giro di pochi mesi e succede sempre di giovedì. Per i proprietari dipendenti dell'azienda Autoattrezzature Triveneto di San Zeno di Cassola, quello che sta accadendo nelle ultime settimane ormai è diventato un incubo. Oggi le fiamme si sono divorate l'ufficio del titolare. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente, sono riusciti a fermare il rogo, evitando che si propagasse al resto dell'edificio. Si è scatenato intorno alle 14:10 circa, ero appena arrivata e mi sono resa conto che c'era qualcosa che non andava, perché ho sentito uno sbalzo di corrente forte e ho cominciato a girare per gli uffici, visto che siamo reduci di altri piccoli incendi, e mi sono accorta che dall'ufficio del titolare scendeva fumo. A quel punto ho chiamato i vigili del fuoco e arrivarono dei colleghi qua e sono intervenuti con gli estintori.
I danni sono ingenti. Nell'incendio sono andati distrutti mobili, apparecchiature elettroniche, PC e non solo. L'ufficio è andato, tutto quanto, quello che c'era, computer, tutto quanto. Anche da quel che ho capito dei vigili del fuoco, anche i muri che c'erano in cartongesso sono stati danneggiati praticamente. Il primo incendio, che ha interessato sempre l'area uffici, si è verificato il 14 settembre, il secondo il 12 ottobre, oggi il terzo rogo e capita sempre il secondo giovedì del mese. Purtroppo è una costante e qui adesso andremo a fondo del perché. Perché nel giro di 3 mesi è la terza volta. Una volta può succedere, 2 già ti fa pensare, la terza adesso c'è qualcosa da capire cosa succede. Noi stiamo facendo tutti i controlli del caso all'interno dell'azienda, ma abbiamo il sospetto che questo sbalzo di corrente arrivi dall'esterno. La preoccupazione all'interno della ditta Autoattrezzature Triveneto è palpabile. Ci sono disagi e danni economici, ma quello che è importante, ci dicono, è che l'azienda, nonostante gli incendi, può continuare a lavorare regolarmente. E questo era un servizio di Monica Smiderle. Ha trovato nelle scorse ore una risoluzione, seppure tragica, il caso dell'anziana che è morta in casa nel pomeriggio di ieri a Meduno, nel Pordenonese, con il marito a sua volta trovato in casa in gravi condizioni. I primi riscontri dei carabinieri avevano escluso l'ipotesi del coinvolgimento di terze persone, quindi l'ipotesi della rapina. Si è potuto poi accertare che la donna, 82enne, Liliana Del Din, sarebbe caduta accidentalmente procurandosi quelle lesioni poi riscontrate dal medico legale. Un dramma nel dramma, perché il marito, vedendo la moglie in quelle condizioni, ha avuto un malore e ha perso conoscenza, non riuscendo a chiamare i soccorsi. I parenti della coppia, preoccupati perché nessuno dei due rispondeva, avevano dato l'allarme e avvisato i pompieri. Si tratterebbe quindi di una doppia fatalità e non, come si era ipotizzato tra le varie piste seguite dagli investigatori, di un omicidio e di un tentato suicidio. La morte dell'anziana risalirebbe ad almeno 12-18 ore prima del ritrovamento del cadavere. Il marito resta in gravi condizioni in ospedale. Vediamo gli sviluppi dell'inchiesta sulla tragedia del cavalcavia di Mestre, 21 le vittime nell'autobus che è precipitato. Ieri c'è stato un secondo sopralluogo. A 15 giorni dal primo sopralluogo, la Rampa Rizzardi è nuovamente chiusa al traffico. Sono da poco passate le 13 quando vengono rimossi i gersi in cemento che delimitano la parte di cavalcavia messa sotto sequestro da quella sera del 3 ottobre in cui 21 persone persero la vita precipitando con l'autobus da questo punto. Sul luogo della tragedia è tornato al lavoro il dirigente del Ministero dei Trasporti, Placido Migliorino, accanto al super perito nominato dalla Procura di Venezia che sta eseguendo le verifiche su quel tratto di strada. Si trovano il pubblico ministero Laura Cameli, i tecnici nominati dalle parti e gli avvocati. Con una serie di carotaggi vengono asportati pezzi di asfalto e di cemento stradale e alcuni pezzi del guardrail che aveva ceduto nell'impatto con l'autobus. Vengono effettuate ulteriori misurazioni ed eseguite ricostruzioni grafiche in 3D del tratto sotto sequestro. Nuovi rilievi sono stati poi effettuati anche nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo di Mestre, dove si trova la carcassa dell'autobus, anche questa sotto sequestro, dalla quale è stato prelevato una parte di guardrail rimasto conficcato nel mezzo la notte dell'incidente. Da quel mezzo dovrà anche essere estratta la scatola nera che custodisce le immagini che le telecamere dell'autobus registrarono quella sera. L'incidente ha pesantemente danneggiato l'hard disk, il disco di memoria su cui sono stati incisi i filmati, e l'operazione si annuncia particolarmente delicata per evitare il rischio di produrre ulteriori danni. Quanto raccolto oggi è tutto materiale che confluirà nella perizia affidata a Migliorino, una relazione per la quale l'ispettore del MIT, ribattezzato il Mastino dopo le indagini sul crollo del ponte Morandi di Genova, ha chiesto 120 giorni di tempo a partire da oggi. Ed è nella bufera l'ex console onorario dell'Ucraina Marco Toson, indagato per truffa e circonvenzione di Capace insieme alla sua assistente. Il sospetto è che, spacciandosi anche per presidente di associazioni umanitarie, abbia convinto i parenti delle vittime dell'autobus precipitato a firmare deleghe in bianco per gestire le cause civili. Sentiamo Daniela Sizia.
La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo, 2 gli indagati con l'ipotesi di reato di truffa e circonvenzione di incapace. Si tratta dell'ex console onorario dell'Ucraina Marco Toson e la sua assistente Larissa Vassilieva. A far scattare le indagini la denuncia presentata ai Carabinieri di Treviso da parte della parente di uno dei feriti. Secondo quanto sarebbe emerso, in forza di un ruolo che non aveva più, quello di console, avrebbe chiesto ad alcuni feriti di firmare delle deleghe in bianco per la gestione dei risarcimenti a beneficio di un legale di sua fiducia di Padova. Non solo, ma ad entrare nelle stanze dei ricoverati della strage di Mestre sarebbe stata la sua assistente. Li avrebbe convinti quando erano allettati, semisedati ed intontiti dai farmaci. Ad innescare le prime perplessità dei familiari giunti in ospedale la scoperta che Toson non aveva più l'incarico per il quale si era presentato. Nei racconti dei familiari, Toson, imprenditore e presidente dell'associazione Hope Ucraine, si sarebbe reso disponibile, appena caduta la tragedia, a trovare degli alloggi individuati da lui ai familiari e a mettere a disposizione la sua assistente come traduttrice. Ora saranno gli inquirenti a dover far luce su una vicenda già terribile e piena di dolore. Tutto questo in una tragedia che ha costato la vita a 21 persone e 18 feriti. Intanto Toson respinge le accuse. E ci sono sempre i truffatori che colpiscono ovunque nel nostro paese, quindi anche in Veneto, addirittura fanno la spola, arrivano da altre città, sono arrivati da Napoli a Padova, 2 minorenni che hanno quindi fatto un viaggio di 700 km per truffare degli anziani che sono stati ritrovati con un ingente bottino frutto dei loro imbrogli. Vediamo. Minorenni incensurati arrivati da Napoli a Padova su un'auto senza avere nemmeno la patente e pronti a truffare anziani. La polizia di Padova ha fermato 2 minorenni trovando in macchina un sacchetto con gioielli, orologi e preziosi per un valore di circa 400.000 euro. I 2 minori erano partiti dal capoluogo campano nella notte per raggiungere la Città del Santo in mattinata. Nelle prime ore di ieri in questura erano arrivate segnalazioni di telefonate sospette ricevute da donne sole e anziane che sospettavano un raggiro. Una pattuglia ha quindi intercettato l'utilitaria bianca con a bordo i 2 diciassettenni che giravano in città senza un'apparente meta. Dopo un'ora di pedinamento l'auto è stata fermata e controllata, trovando a bordo un sacchetto di stoffa contenente molti preziosi. Gli investigatori hanno quindi rintracciato 2 donne ottantenni residenti in centro che denunciavano di aver consegnato una un sacchetto con circa 300.000 euro in orologi e gioielli, l'altra monili d'oro per il peso di circa mezzo chilo. I beni sono stati riconsegnati alle 2 signore, mentre i minorenni sono stati denunciati e affidati alle famiglie in attesa di ulteriori indagini per risalire ai complici e del processo che li vedrà accusati di truffa. Servizio di Francesco Rattai, oggi in regia ci sono Francesco Cerone e Andrea Basso. Adesso vediamo il caso delle presunte infiltrazioni mafiose nelle case di cura del Veneto, in particolare a Bassano della Grappa, il caso ovviamente Report su Rai 3 e in città l'opposizione chiede la massima trasparenza, ne ha parlato Alex Giuliano con l'ex sindaco di Bassano Roberto Poletto. Il caso Report sulle presunte infiltrazioni mafiose in Veneto continua a far discutere perché il rischio è che un intero comparto come quello dei rapporti tra pubblico e privato legati ad esempio alla costruzione di case di riposo e ospedali possa entrare in crisi. Un'inchiesta giornalistica che ha già sollevato un forte dibattito in città dove si chiede massima trasparenza su Numeria e il Piano Mar, il maxi progetto di edilizia urbana destinato a rivoluzionare Bassano. Sono notizie che comunque emotivamente fanno un po' saltare dalla poltrona o dalla sedia, perché Numeria è una società che è presente a Bassano perché è in qualche maniera la proprietaria di gran parte dell'area del piano Pipi e Quattro Parolini, ex Piano Mar, e società con la quale il comune, lo feci anch'io a mio tempo per 5 anni, ha interloquito e interloquisce per realizzare quel piano urbanistico. Quindi è chiaro che sentirla associare a una ditta
vita in odore di malavita organizzata non fa piacere. Detto questo, il massimo del garantismo, ma anche il massimo dell'attenzione. Ecco, può capitare anche alle società migliori, a società per bene, per mancanza di attenzione o per mancanza di informazioni, di trovarsi in qualche maniera con un legame in subappalto o in qualche altra maniera con aziende, con imprese che invece sono contaminate da malavita organizzate, dalle quali dovremmo cercare di stare molto molto lontani. Credo che tutto questo ci insegna che l'attenzione non è mai abbastanza, che serve un surplus di informazioni per evitare quello che purtroppo accade spesso, cioè di infiltrazioni anche nei nostri territori, anche nei comuni più piccoli, di comportamenti mafiosi e di cosche mafiose in senso proprio vero e proprio. C'è stato uno striscione di Casa Pound contro il sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano, nel mirino le frasi pronunciate dal primo cittadino in occasione della festa del 4 novembre. Sentiamo la nostra redazione di Padova. Casa Pound contro Marcello Bano e la giunta di Noventa Padovana. Un grande manifesto firmato dai militanti del gruppo di estrema destra è stato affisso nella notte all'ingresso del municipio. La scritta recita: il sangue degli eroi non si cancella con la saliva dei politici. Un chiaro riferimento alle parole pronunciate dal primo cittadino alle celebrazioni del 4 novembre e che continuano a creare polemiche. Casa Pound ha capito benissimo il discorso che avevo fatto, che era assolutamente contro la guerra, mentre loro hanno dei valori che si rifanno ai valori fascisti, quello di Benito Mussolini, che ha voluto l'intervento nella prima guerra mondiale mentre scriveva, e quindi noi siamo completamente all'opposto, cioè noi non crediamo in questi valori, nei valori dell'eroe, ma crediamo che i morti siano stati dei martiri, che è sempre brutta la guerra a prescindere dalle motivazioni, specialmente queste di intervenire. Non è sorpreso Marcello Bano dunque da questa contestazione che, sottolinea il sindaco di Noventa Padovana, vede su posizioni più vicine il gruppo di estrema destra con la minoranza in consiglio comunale. La cosa strana è che il PD, per esempio, è in questo momento molto più affine a Casa Pound rispetto ai valori pacifisti che io dicevo nel discorso. Come direbbe qualcuno, il nostro amico Vannacci, è proprio il mondo al contrario. L'Università di Padova, occupata dagli studenti, come accadeva negli anni di piombo per altre ragioni, questa volta è la guerra tra Israele e Hamas che ha spinto gli studenti a indire una manifestazione e a chiedere all'Ateneo di prendere posizione in favore della Palestina contro Israele. Siamo occupati perché pensiamo sia importantissimo per noi studenti e studentesse prendere le parti del popolo palestinese, perché non lo sta facendo l'università, non lo stanno facendo le istituzioni. Continuiamo a bloccare quella che è il normale svolgimento delle nostre vite. Hanno occupato l'aula 9 del polo di lettere di via Beato Pellegrino a Padova una cinquantina di studenti legati al collettivo Catai che da ieri sera sono in assemblea per chiedere una ferma presa di posizione da parte dell'università. Non possiamo continuare le nostre vite normali e dobbiamo invece fermarci, parlare, mobilitarci, bloccare quello che sta succedendo in Palestina, bloccare il genocidio, bloccare la strage. L'appello alla pace che il Senato accademico ha deliberato negli scorsi giorni non convince gli attivisti che sollecitano una posizione più netta nei confronti dello Stato di Israele. Noi abbiamo chiesto una posizione chiara, non equivocabile come quella espressa fino ad ora, e cioè che bisogna stare dalla parte del popolo palestinese, bisogna stare dalla parte di chi in queste ore sta venendo bombardato, stanno venendo bombardati ospedali, stanno venendo bombardate le ambulanze, quindi noi pensiamo che di fronte a crimini del genere, con tra l'altro un'origine che è quella dello Stato di Israele, uno Stato coloniale, uno Stato fondato sulla violenza e sull'esproprio di terre ai palestinesi, pensiamo che sia da condannare incisivamente e non con un generico appello alla pace. Ieri sera un animato dibattito a Focus, il titolo era Israele e Palestina, da che parte state? Quindi abbiamo fatto una specie di sondaggio attraverso i messaggi che sono arrivati, centinaia di messaggi via SMS, via WhatsApp. Sentiamo
una parte del programma. Vediamo. Facciamo subito chiarezza. Io sto con Israele, ma non per quello che sta succedendo ora o che è successo il 7, ma perché sono anni che tutte le mattine in Israele suonano le sirene perché dalla Giordania, dal Libano, dalla striscia di Gaza arrivano missili, terra-aria, droni e tutto quello che si può. Poi se tu focalizzi un attimo la situazione e vedi che nella striscia di Gaza non lavora nessuno, la prima domanda è come diavolo mangiano, bevono, cosa fanno, come sopravvivono, qual è la situazione? Perché ora c'è la guerra, ma fino a 20 giorni fa c'era la normalità, ma non lavorava nessuno lo stesso, non c'erano attività commerciali, non c'erano attività industriali, non c'era niente. Quindi è chiaro che... Ci sono scuole e università. Ecco, che producono un sacco di geni che però, fatalità, sono tutti hanno la moneta israeliana, l'acqua israeliana, tutto da Israele hanno. Anche i permessi di lavoro li dà Israele. Perfetto, e il problema è che poi bisogna lavorare. Sono una prigione a cielo aperto che dipendono da Israele. Però Israele decide chi può andare a lavorare, chi non può andare. Ma non c'è nessuno che gli impedisce di uscire da lì, non c'è nessuno che gli impedisce di andare a cercarsi il futuro. Non hanno passaporto, non hanno moneta. Adesso non ce l'hanno, Rosa. No, neanche prima. Non hanno né passaporto né moneta. Anche per colpa loro, perché Hamas non ha mai favorito una loro. Non è una questione di favorire, Rosa, è una questione di cultura estremistica dell'Islam, ok? È un bel confronto tra Diego Cancian di Fratelli d'Italia e Rosa Poloni dei lavoratori precoci. Andiamo in pubblicità un paio di minuti e poi torniamo con voi. State qui. TG, vediamo i titoli del Corriere del Veneto. Manager Luxottica diventa campione del mondo di culturismo naturale. Il bellunese Davide Minuzzo, premiato a Los Angeles con 7 medaglie. E poi Citrobacter al punto nascite, oltre 100 bambini infettati a Verona, ma neppure un genitore, parte civile contro gli imputati. Sempre a Verona, questa è una notizia di poche ore fa, un altro incidente sul lavoro, è precipitato un operaio da 6 metri, è morto, più investimenti sulla sicurezza lo si chiede da tempo. False vaccinazioni, Madame, la cantante, resta sotto inchiesta, la dottoressa e il marito chiedono di patteggiare, e poi gli esami e le visite mediche cresciute del 12% in Veneto, il ministro inutili 2 su 10. Andiamo al processo Miteni, le mamme no FAS ieri in aula, in tribunale a Vicenza hanno raccontato le loro esperienze. Sentiamo Luisa Bertini. Hanno portato in aula le loro preoccupazioni, i casi relativi alle problematiche di salute, patologie di bambini e adulti, evidenziando la possibilità di una correlazione con la presenza di PFAS. Sono i cittadini delle aree del Vicentino coinvolte dalla contaminazione che, test di parte civile nel processo Miteni, hanno raccontato le loro esperienze, tra loro le mamme riunite nel comitato Mamme No FAS. Ci sono bambini nati a basso peso, bambini con il colesterolo, ma anche ragazzi e adolescenti con tumori ai testicoli, e questa cosa è una cosa molto pesante. Noi siamo qui anche in sostegno delle mamme che e papà che stanno portando la loro testimonianza. Una battaglia portata avanti da anni dalle mamme no FAS che si appellano alla politica e sperano in un cambio di rotta delle abitudini in generale a tutela di ambiente e salute. Vogliamo anche un ripensamento dell'economia e di tante cose che adesso si danno per scontate, cioè tutti mettiamoci in gioco, dobbiamo cambiare un po' anche le abitudini di vita, le nostre richieste, la nostra pretesa di avere tutte le comodità, perché hanno un costo troppo alto e riguarda la salute delle generazioni future. Una battuta di caccia sfortunata per un 35enne
di Sant'Orso che si è ferito dopo una caduta, è stato soccorso e recuperato con l'elicottero. Un cacciatore 35enne di Sant'Orso è stato recuperato con l'elisoccorso del SUEM dopo essersi infortunato durante una battuta di caccia a Campagnole di Sotto. L'uomo era scivolato un paio di metri da una scarpata sul greto del Piave, mettendo male il braccio nella caduta e lussandosi così la spalla, rimanendo a terra. Immediato l'allarme lanciato da un suo collega alla squadra del soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, che ha fornito la posizione esatta all'equipe medica arrivata con l'elicottero. Il ferito è stato così recuperato con il verricello e trasportato all'ospedale. Poteva andare peggio ieri, qual è questa? Poteva andare peggio ieri, chiedo scusa ai registi, sono io che faccio confusione. Poteva andare peggio ieri, dicevo, l'incidente che sulla Castellana, sì, vicino a Fonte, ha visto uscire di strada un grosso camion che stava per colpire un'abitazione, per fortuna si è solo inclinato nel giardino, verso il giardino di questo edificio, e non ci sono stati feriti né gravi danni. Sentiamo, vediamo. Cosa vuole dire alla persona che sarebbe scappata? Che era un vigliacco. Una strada provinciale stretta, 2 camion provenienti da corsie opposte, una tragedia sfiorata, ma soprattutto un mezzo in fuga. Erano le 9 del mattino quando nei di Fonte, in via Castellana, un'autocisterna carica di siero uscita di strada, un impatto violento. Il camion, in un primo momento rovesciato, si è poi schiantato contro il muretto di un casolare a pochi passi dalla carreggiata. Avevo il camion che mi invadeva la mia corsia. Solo che mi sono spostato, mi è scivolato il rimorchio dopo il manto stradale sul ciglio e mi ha tirato giù il rimorchio. È vivo per miracolo l'autista del camion, Sergio Uderzo, 61enne, titolare di una ditta di trasporti di Breganze. Sarebbe invece scappato senza prestare soccorso il secondo autista coinvolto nell'incidente. Doveva aversi fermato. Almeno vedere se mi stavo male, anche per soccorrere le persone, perché queste cose non si fanno. Uno svincolo chiave è quello di via Castellana, una provinciale che collega la Pedemontana al centro di Onè di Fonte, già teatro di numerosi incidenti stradali, almeno 7 da inizio anno. Noi stiamo chiedendo alla provincia di intervenire quanto prima, nel minor tempo possibile, per un allargamento di tutto il tratto e servire la strada in maniera idonea ed equa. È un tratto pericoloso e noi non intendiamo più sopportare oltre questo disagio. In effetti poteva finire molto peggio. Vediamo invece le multe di Cadoneghe. Dopo l'arrivo dei primi annullamenti da parte del giudice di pace, il comitato spontaneo dei multati da Autovelox si riunisce e si dà appuntamento davanti alla prefettura di Padova. La protesta tra una settimana esatta. Si ritroveranno sabato 18 novembre alle 11 davanti alla prefettura di Padova i multati dal Velox di Cadoneghe per chiedere alle istituzioni cittadine e al comune di Cadoneghe di non spegnere i riflettori sulla vicenda. 80.000 le sanzioni scattate dai 2 Velox posizionati da fine giugno lungo la strada del Santo e poi spenti con un attentato il 9 agosto. Il giudice di pace nei giorni scorsi ha cancellato le prime 22 multe a fronte dei ricorsi presentati. Solo una goccia nel mare, sottolineano i multati riuniti in una chat che raccoglie 400 persone. I multati non saranno soli, annunciano. Davanti alla prefettura il 18 novembre avranno accanto i compagni, i figli, gli amici. Chiedono l'annullamento di tutte le sanzioni emesse e il rimborso di quelle già pagate. Su questo punto, come è stato chiaro sin dall'inizio, non sono disposti a trattare. Nel frattempo, proprio in questi giorni, come annunciato in settimana, dovrebbero emergere i primi riscontri sull'indagine interna avviata nel comune di Cadoneghe, dove è al lavoro un consulente esterno incaricato di esaminare tutte le procedure. Servizio di Chiara Gaiani, vediamo il titolo della tribuna di Treviso, l'apertura a Conegliano, un bambino di 6 anni è morto per una
malattia rara. Lo vediamo qui, il sorriso di Ediel si è spento all'ospedale, a lungo era stato sottoposto a terapie al centro Burlo di Trieste. Poi un'altra notizia che riguarda una mamma, e qui siamo sulla prima pagina del Mattino di Padova, mamma Federica stroncata da un malore nella notte a 49 anni, lutto a Ponso, una donna solare, era attiva in varie associazioni, la suocera ha detto era una mamma splendida. Controlli antidroga della Polizia Locale della Federazione del Campo Sampierese nei pressi dell'Istituto Newton Pertini. Scuola droga free, l'istituto Newton Pertini di Campo San Piero, frequentato ogni giorno da oltre 2000 studenti. È il risultato della giornata di controlli eseguiti da 2 pattuglie della squadra sicurezza urbana con l'ausilio dell'unità cinofila nell'area esterna della scuola. In azione il cane Cooper, che tra la curiosità e la sorpresa degli studenti è salito su alcuni autobus del trasporto scolastico in arrivo all'istituto. I controlli hanno dato esito negativo. Non è stata infatti fiutata da Cooper la presenza di sostanza stupefacente. Tenere la guardia alta, e questo è l'appello degli agricoltori in tema di peste suina africana, una malattia che non ha raggiunto ancora la nostra regione e per questo è importante tenere monitorata la situazione, sottolineano questi allevatori. Vediamo. La peste suina africana continua a fare paura, il virus non è arrivato in Veneto e questo è un bene. I contagi però avanzano. Mercoledì scorso è stato registrato un caso nel Piacentino, in Emilia-Romagna. La malattia, è giusto ricordarlo, non ha conseguenze sull'uomo, ma sono molti i danni che può provocare. La peste suina africana, pur essendo una malattia estremamente grave per quanto riguarda l'allevamento, non ha alcuna ripercussione per quanto riguarda l'uomo, non è trasmissibile all'uomo. Detto questo, la preoccupazione nostra, ovviamente come attori del settore, sono le conseguenze economiche per le aziende agricole se dovessero trovarsi in un territorio nel quale la peste suina africana comincia a diffondersi e che implicherebbe il blocco della movimentazione dei capi e quindi delle macellazioni, della vendita. A Padova il tema dei cinghiali si lega alla diffusione della malattia. Gli agricoltori chiedono maggiori controlli. Noi continuiamo a richiedere un intervento importante rispetto alla riduzione del numero dei cinghiali presenti nei coniuganei, a maggior ragione rispetto alla presenza, alla possibile presenza, futura presenza della peste suina africana, però comunque anche per quanto riguarda la sicurezza delle aziende agricole e dei cittadini che i colli regionali li attraversano e quelli che ci vivono nei coniuganei, insomma. 2 problematiche, quelle della peste suina e della diffusione dei cinghiali, che vanno affrontate facendo squadra con gli enti presenti sul territorio, sottolineano i rappresentanti degli agricoltori. Noi abbiamo la grande opportunità nel nostro territorio di avere una grandissima università che è dotata di strumenti e di sia tecnici che conoscitivi che ci possono permettere di arrivare alla definizione delle problematiche in maniera precisa e scientifica, per cui credo che la relazione con l'università debba essere sempre più presente nei nostri territori proprio per trovare soluzioni a quelle problematiche estremamente complesse che necessitano ovviamente di conoscenze, di tecnica e di capacità che sono all'interno e vengono formate all'interno del nostro sistema universitario. Allora, vediamo la notizia dal Corriere delle Alpi, travolta da un'auto a Belluno, è morta in ospedale. Non andavo forte, non l'ho proprio vista, dice la donna che ha investito in via Agordo Zaira Bogo, aveva 73 anni. L'uomo che era al volante della Panda scoppia in lacrime e a Massa di Sedico incidente grave per un ciclista. Partirà il 14 novembre, giornata mondiale del diabete, lo screening D1S che l'azienda ospedaliera di Padova offre ai bambini dai 2 anni in su per scoprire precocemente la malattia di tipo 1. Si tratta del primo studio a livello italiano.
Un semplice esame del sangue che sarà possibile eseguire negli ambulatori di via San Massimo dal 14 novembre, giornata mondiale del diabete. Prima azienda ospedaliera in Italia, a Padova partirà lo screening D1AS Diab 1 Screening, un programma che coinvolge i bambini a partire dai 2 anni di età. L'85% delle persone che si ammalano di diabete di tipo 1 in età infantile o comunque durante l'inizio della vita adulta non ha una familiarità, quindi è molto importante offrire questo programma di screening che fra l'altro è stato anche normato recentemente da una legge dello Stato che tuttavia richiederà ancora molti mesi prima di diventare operativa. Per accedere allo screening le famiglie potranno inviare una mail all'indirizzo in sovraimpressione. Valutata l'indicazione allo screening, si potrà accedere agli ambulatori previa prenotazione e pagamento del ticket. I risultati saranno poi disponibili in 60 giorni. Una malattia molto diffusa, il diabete. In Veneto ci sono circa 350.000 pazienti diabetici e il 10% circa è diabetico di tipo 1, quindi giovani che hanno comunque bisogno dell'insulina. Una malattia, il diabete di tipo 1, che fino al 1922 non era curabile. Adesso sono 250 i bambini seguiti dalla pediatria di Padova. Alla più piccola è stato diagnosticato a meno di 2 mesi. Aveva un po' di febbre, aveva due mesi scarsi, perché non li aveva nemmeno compiuti ancora 2 mesi, e aveva la febbre e quindi un bambino di 2 mesi con la febbre è un problema abbastanza importante che deve essere affrontato con grande attenzione. E facendo gli esami del sangue abbiamo scoperto casualmente, quindi è stato un colpo di fortuna, che la glicemia era 500, era altissima. Adesso la bambina sta bene ed è la nostra mascotte. Una malattia adesso curabile che forse a breve potrà essere guaribile grazie al trapianto di cellule. Siamo alle soglie di questo risultato, c'è molto fermento e quindi through the insulin era towards the cell era. Servizio di Chiara Gaiani, vediamo i risultati di un'indagine sulla crescente povertà, un'indagine della Philcams CGIL presentata a Treviso. Un lavoratore in vigilanza full time porta a casa tra i 1.200 e i 1.300 euro al mese, con un orario di lavoro a 40 ore settimanali, lavoro notturno ovviamente perché si svolge prevalentemente nell'arco di tempo che va dalle 22 alle 6 del mattino. Indebitati pur lavorando è la situazione di tanti lavoratori anche del mondo del terziario. Ad impoverirli l'inflazione che ha eroso i consumi, ma anche contratti mai adeguati se non addirittura pirata. Secondo l'indagine redatta dalla categoria Philcams, tra i lavoratori più poveri ci sono i camerieri, gli addetti alle pulizie delle cooperative, i vigilantes. Questi ultimi con contratto nazionale appena rinnovato, ma sul quale serve portare avanti una battaglia per adeguare la retribuzione all'inflazione. Non dimentichiamoci che in Italia non esistono ad oggi strumenti legislativi per contrastare e adeguare gli stipendi all'aumento dell'inflazione. Questo può avvenire solo con i contratti collettivi nazionali, che sono uno strumento importantissimo, fondamentale da preservare e che in qualche modo pensiamo che possono essere garantiti e ulteriormente rafforzati da una legge che introduca un minimo orario come una legge sul salario minimo. Per difendere queste categorie i sindacati hanno convocato uno sciopero a sostegno di quello regionale fissato per il 24 di novembre in Veneto. Si fermeranno i lavoratori il 22 dicembre per 8 ore. Il 17 novembre invece le categorie della CGIL, del settore pubblico e degli appalti sciopereranno a 8 ore, questo per le leggi sul diritto di sciopero nel settore dei servizi pubblici che seguono una disciplina a sé, e come categoria, quindi come Philcams CGIL, abbiamo invece promosso una data di mobilitazione unitaria insieme a CISL e UIL, quindi patrimonio di tutte le organizzazioni sindacali, per il 22 dicembre con 8 ore di sciopero per il terziario e per il turismo. È stata l'unica vittima del maltempo in Veneto, il vigile del fuoco Walter Locatello, i cui funerali si sono svolti alla presenza di decine di suoi colleghi. È stata una cerimonia dolorosa e commovente. Rivediamo il servizio di Fabio Fioravanzi. Un cielo plumbeo sopra un paese tutto racchiuso nella piazza davanti alla chiesa. Non mancava nessuno per l'ultimo saluto a Walter Locatello. Centinaia i vigili del fuoco come lui, per testimoniare una vicinanza alla famiglia che non finirà con oggi.
che lo hanno accompagnato sino in chiesa. Quante volte in questi giorni ho sentito questa espressione dalle persone che incontravo: Walter era proprio di tutti. Walter ha vissuto la sua vita proprio così, donandola, spezzandola, dividendola per gli altri. Prima di tutto per la sua famiglia, Sibi e Martino. Con queste parole lo ha ricordato il celebrante, ricordando quel bambino tanto atteso, tanto voluto, per garantire il cui futuro la sottoscrizione lanciata da un amico in soli 3 giorni è arrivata già a 80.000 euro. Commosso il ricordo di tutti. Ovviamente il dolore più grande lo provano i familiari, il papà che se l'ha visto sfuggire davanti ai suoi occhi, la mamma, la compagna. Io posso dire che è commovente vedere la reazione dei suoi compagni di lavoro, i vigili del fuoco, nessun corpo è unito quanto i vigili del fuoco. Grande commozione, davvero vedere tanta gente, tanti vigili del fuoco, tutta la comunità dell'Alpago è stato davvero commovente. Speriamo di aver portato un po' di sollievo in questi momenti alla famiglia. Ecco. Abbiamo fatto sentire il senso di vicinanza di tutta la comunità e di tutto il corpo nazionale. Nessuna parola, solo tanta tristezza e la vicinanza alla famiglia. Quando muore un papà di un bambino di 3 mesi penso che non ci siano parole, penso che sia un dolore infinito e quello che possiamo fare è dimostrare tutta la nostra vicinanza alla famiglia nell'augurio che possano superare questo dolore immenso. Walter ha lasciato il sagrato accompagnato dalle lacrime di chi lo amava, dalle sirene per le quali si era distinto, dal terremoto dell'Aquila fino alle alluvioni in Romagna, dall'applauso di chi lo ha voluto ringraziare per tutto quello che ha fatto per tanti, per tutti. E infine le parole di un amico che andandosene ha accettato di ricordare chi era Walter Locatello. Walter era una persona straordinaria, al di fuori dell'ordinario sicuramente. Una persona sempre disponibile che aveva scelto un mestiere non a caso che lo rappresentava, cioè la voglia di aiutare gli altri anche facendo il proprio lavoro, ma non solo, perché Walter era sempre disponibile con tutti, con la comunità, e quindi è una gravissima perdita non solo per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ma anche per la comunità di Posto del Pago. E sono stati gravissimi i danni provocati dal maltempo a Trieste. Sentiamo Marco Stabile. Punta Sottile, siamo all'altezza del Bagno Gabriele dove è stata erosa, è stata abbattuta la prima parte di muretto a mare. Eravamo qui il giorno in cui è accaduto, ben prima della mareggiata più potente, quella del 3 novembre. C'è anche il problema della parte interna del muraglione della strada. Vedete, si sono aperti dei veri e propri buchi, la telecamera potrebbe entrare tranquillamente all'interno, sia poco distante. Questa è quella porzione di carreggiata che praticamente vedeva l'acqua con le onde venire su dal basso come dei geyser. Questo è invece il pontile dell'Opera Figli del Popolo, la Repubblica dei Ragazzi, qui tutto distrutto. Vedete il pontile forse peggio del Bagno Gabriele, perché questo è l'effetto dell'ultima mareggiata, quella del 3 novembre, che ha avuto effetti qui veramente devastanti. Qui bisogna anche stare a una certa distanza, c'è un vero e proprio buco e c'è un pezzo d'asfalto con la linea continua di fine carreggiata che è finito qui, guardate. Questo è un tronco e questo è un pezzo d'asfalto e sotto c'è il vuoto. E questo è l'altro squarcio aperto dalla mareggiata del giorno di San Giusto, che ha aggravato ulteriormente la situazione con pezzi di muraglioni in mezzo alla strada ed altri che si sono staccati aprendo dei buchi lato mare come questo qui. Vedete qui l'acqua ha la possibilità con l'onda di entrare direttamente sulla carreggiata, mentre più avanti l'asfalto ha ovviamente ceduto sotto il peso del muraglione staccato dalle onde e qui praticamente siamo in una situazione, aspetta Franco che mi metto qui, che ora è possibile documentare in questa maniera, ma nel momento anche in cui arrivasse
un'onda di medie dimensioni, non occorre una mareggiata epica, ormai l'acqua va completamente in mezzo alla strada. Guardate le dimensioni di questa porzione di muro, non si è staccato solo il muro, ma anche le parti sotto in pietra, e questi sono pezzetti d'asfalto che sono stati portati via e sollevati dalla frana. Guardate, questo è un pezzo di strada che è stato mangiato dalle onde. Restiamo a Trieste perché i nostri colleghi di Tele4 ci raccontano la storia di reperti di un molo antico, probabilmente di epoca asburgica, con i resti anche di una bitta, che sono stati trovati sotto le macerie dell'ex acqua marina. La scoperta, fa sapere il Comune, non intralcerà i progetti di riqualificazione dell'area con la costruzione di una futura piscina e la struttura in cui era crollato il tetto, per fortuna senza conseguenze, senza feriti o altri danni alle persone. Vediamo Bernardo Gulotta della nostra redazione a Tele4. Reperti storici, verosimilmente romani, in quel dell'acqua marina sotto la ex piscina terapeutica, ritrovati proprio dagli rilievi che si stanno svolgendo nello scavare proprio l'area dove prima c'era la piscina terapeutica. Un ritrovamento inedito che, secondo il sindaco, non dovrebbe bloccare l'iter dei lavori poi propedeutici alla ricostruzione del nuovo impianto, ma tant'è che quando si ha a che fare con reperti storici ogni informazione, ogni dettaglio va preso con la dovuta delicatezza. Si tratta di un molo le cui origini sono ancora da chiarire, probabilmente asburgico, con tanto di bitta, difficilmente visibile a occhio nudo, ma confermato dagli uffici comunali che fanno capo ai lavori pubblici, tanto che la stessa assessora Lisa Lodi ha potuto verificare coi tecnici il ritrovamento. Dello stesso è stata informata la soprintendenza, che ha attivato la procedura e che, secondo Lodi, avrebbe già parlato con gli uffici comunali sull'iter da intraprendere. Questi sarebbero piuttosto fluidi circa la catalogazione del reperto, tali da non dover compromettere i progetti futuri di ricostruzione della piscina terapeutica in quel sito, come da programma comunale. Giusto ieri Tele4 ha svolto un sopralluogo sul posto, a colloquio con la referente del coordinamento per la nuova piscina terapeutica. I punti presi in esame riguardano l'intera area comprensiva dei parcheggi, dove un domani sorgerà il nuovo impianto. Vice Bernardo Gulotta, breve stacco pubblicitario e poi torniamo di nuovo qui. Andiamo a Marostica con un servizio appena sfornato dalla nostra redazione di Bassano del Grappa. Vediamo di cosa si tratta. Che racconta la storia, gli eventi della Prima Guerra Mondiale. Stiamo parlando del Comando Tappa, questo edificio che si trova nella piccola frazione di Vallonara a Marostica, testimone degli eventi che si verificarono tra il 1916 e il 1918 con un grande andirivieni di reparti militari, automezzi e artiglierie. Lungo questa strada e dentro questo comando Tappa passarono le brigate di fanteria Catanzaro e Arno, nel 18 la Teramo, la Lecce e il terzo reggimento Bersaglieri, ma la presenza più significativa fu senza dubbio quella della leggendaria brigata Sassari nel 1917. Come vedete ci sono anche le insegne per Conco, per Asiago, una scritta laterale dice direzione Ortigara, quindi di fatto tutto passava per di qua e poi si incamminava in quella che era la strada militare che portava su nell'altopiano dei 7 comuni. Ora la facciata del comando Tappa sarà ristrutturata. Si tratta di un immobile di proprietà privata, ma per la sua valenza storica l'intervento sarà finanziato con fondi pubblici. Grazie a un accordo con il privato che ci dà la disponibilità piena a un progetto in collaborazione con la provincia di Vicenza, quindi il progetto si chiama Alta Via della Grande Guerra, e il comune di Marostica, nonché con il sostegno degli alpini della sezione di Marostica, finalmente parte il restauro della facciata di comando Tappa. Tutto il costo, grazie alla collaborazione con Veneto Agricoltura, è al di sotto dei 15.000 euro. Se si fosse intervenuti come enti singoli invece sarebbe stata molto più alta. Un'opera che si inserisce anche nell'ambito dei festeggiamenti per il centenario della sezione alpini di Marostica.
servizio di Monica Smiderle andiamo a Verona per la Fiera Cavalli, grande successo anche quest'anno, alla presenza del Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida e del Presidente Zaia, entrambi a cavallo. Vediamo. Abbiamo stanziato 13 milioni trovandoli nel nostro bilancio, cioè senza dover aspettare la legge di stabilità, quindi i primi interventi sono già arrivati e arriveranno nei prossimi giorni quelli ulteriori, però abbiamo detto con coraggio all'inizio, il granchio blu può essere anche un'occasione, perché è una pietanza che in soli 2 mesi si è affermata nella ristorazione. Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida inaugura la 125esima edizione di Fiera Cavalli e annuncia lo stanziamento di 10 milioni di euro per sostenere la filiera della pesca in forte sofferenza a causa della proliferazione del granchio blu, minaccia il nostro ecosistema ma anche risorsa gastronomica da valorizzare. Il ministro a Verona, la più importante rassegna al mondo dedicata ai cavalli, interviene anche sulle polemiche di questi giorni in tema migranti dopo l'accordo tra Italia e Albania. L'Albania è un protagonista dell'Europa come continente, è una nazione peraltro che chi oggi critica Edi Rama, minaccia di epurazione. Oggi leggevo su un giornale importante nazionale che il PD ha chiesto di cacciare Edi Rama dal Partito Socialista Europeo. C'è qualcosa di più sconsiderato che un atteggiamento così negativo. Chi ci aiuta ad affrontare e a risolvere un problema viene criticato da una parte politica italiana che spera di poter approfittare di questi problemi a vantaggio della propria parte politica. Ma a Verona fino al 12 novembre i grandi protagonisti saranno i cavalli per una kermesse che fa della Fiera Scaligera polo di riferimento a livello nazionale e il responsabile del Dicastero dell'Agricoltura evidenzia come il sistema fieristico italiano sia da organizzare e razionalizzare guardando anche ad altri paesi europei. Noi abbiamo bisogno di attrarre grandissimi eventi di questo livello, sempre più avendo una logica anche su diversi livelli del sistema fiere, con fiere principali che attraggono eventi internazionali e fiere invece di altra caratura che possono invece fare eventi di carattere nazionale o regionale. L'Italia sul sistema fieristico può fare molto di più, deve organizzarsi diversamente. E in tal senso Verona gioca un ruolo di primo piano dal Vinitaly a Fiera Cavalli per l'appunto, che ogni anno cresce in termini di numeri e qualità. E a proposito di qualità, grande protagonista della giornata, il grande campione Varennes. 2500 cavalli con 60 razze presenti all'interno, 700 espositori, 25 paesi rappresentati, quindi insomma diciamo che è un'edizione importante anche dal punto di vista numerico. C'è da dire che quando vince un campione nel mondo ha sempre sangue italiano. Prova ne sia che avremo la presentazione, l'ultima uscita pubblica di Varennes proprio oggi, che è stato il campione di tutti i tempi. Servizio di Francesca Bozza, chiudiamo con Adriano Panatta che ha smentito di aver ricevuto un'offerta d'acquisto per il suo centro tennis, il Panatta Racket Club, che ha aperto un paio di anni fa qui a Treviso. Adriano Panatta ha detto di non voler nemmeno commentare questa notizia perché non c'è nessuna offerta di acquisto e non intende assolutamente venderla. Ha detto che non vuole commentarla perché è una notizia destituita di ogni fondamento. È tutto per questa edizione del nostro TG, Focus TG, grazie per aver scelto la nostra testata. Ci vediamo stasera alle 21:15, grazie molte a Francesco Ceron e a Andrea Basso in regia e ci vediamo stasera alle 21:15 con Focus. Buona giornata.